Questa sera lo interpreta Valerio Mattioni. Allora, buonasera a tutti e ovviamente al personaggio, a Ivan Cappelli, e che ringraziamo per essere qui con noi questa sera e per la disponibilità nei confronti dell'associazione ma di tutta la comunità sandanielese. E grazie anche sin d'ora per quello che ha fatto e continua a fare a sostegno di diverse associazioni per dare un sorriso e un aiuto concreto a chi è meno fortunato. Tante buone cause che lui ha seguito. Ricordiamo l'impegno con la nazionale di calcio, la nazionale piloti, con cui ha giocato diverse partite di beneficenza, ma anche nel progetto Compagni di Viaggio dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù e ultimamente, come ricordava poco fa il Presidente, anche a fianco della Fedemo, che è questa federazione di tutte le varie associazioni dei malati, delle famiglie e degli emofilici. Ecco, e per cui ha anche ideato un dispositivo, poi sarà lui a parlarne, un dispositivo salvavita, un bracciale da indossare che consente di prelevare immediatamente connettendosi i dati clinici della persona, che quindi può andare bene per i piloti, per coloro che sono esposti ai rischi delle corse, e può andare bene anche per determinati pazienti affetti da patologie come quelli anche delle malattie emorragiche gravi. Ecco, l'impegno in favore delle associazioni è una costante, come avremo modo di vedere soprattutto nella seconda parte, che ha da sempre accompagnato la vita di Ivan Cappelli. Ecco, ma di tutto questo poi parleremo in un secondo momento. Allora, tutti gli appassionati di Formula 1 lo ricordano adesso nelle vesti di telecronista, dove si affianca a Mazzoni e commenta i Gran Premi e un po' ci conduce noi telespettatori, diciamo, attraverso anche un po' questo mondo così inesplorato e soprattutto riesce anche a farci provare quelle emozioni, a farci vedere qualcosa di più rispetto alle immagini che non sempre sono eloquenti. E ci mette anche tanta passione. Io una volta ho avuto modo di leggere una sua intervista laddove lui diceva che, per esempio, quando le macchine sono pronte sulla griglia di partenza, anche il suo cuore palpita e lui prova le stesse emozioni di quando era in corsa, no? E quando era impegnato così in prima persona come pilota. Ecco, poi ovviamente chi ha qualche anno in più, come me e come tanti altri che vedo tra il pubblico, se lo ricorda anche come grande campione, diciamo, uno pilota grintoso, agguerrito, che praticamente è stato considerato un pilota veloce che ha corso tra gli anni 80 e 90. Ivan Cappelli in Formula 1 è stato dall'85 al 93 e ha corso con scuderie prestigiose come la Tyrrell, la March e la Ferrari. Ed è, ricordiamolo con orgoglio, l'ultimo pilota italiano ad essere stato titolare della Rossa nell'anno 1992. E in tutto questo suo percorso ha collezionato un sacco di risultati. Ecco, per cui noi abbiamo allestito qua, con tanta buona volontà alle sue spalle, ecco, un piccolo compendio di questi simboli, però è una coreografia, diciamo, quasi minimale, che certamente non rende giustizia a un pilota pluripremiato. Penso che lui nella sua dimora abbia un sacco di trofei, per cui se avessimo dovuto ospitarli tutti, probabilmente questo palco non ci bastava, no? Ecco, per cui ci perdoni, diciamo, questa limitatezza nostra, no? Ecco, allora, abbiamo anche voluto un pizzico di Ferrari, perché molti di quelli che sono venuti qui questa sera appartengono a quel mondo, quel popolo Ferrari, no? Ed è una scuderia che lei continua a portarsi nel cuore, ecco, perché il ferrarismo, ce lo dirà poi lei, è un qualcosa che ti entra dentro e che poi non ti lascia più, te lo porti sempre appresso, no? Ecco, per cui lei poi anche fa parte di quel binomio, per cui disgiungere il suo nome da quello della Ferrari risulta pressoché impossibile. Allora, partiamo un po' dalla storia di Ferrari, di Cappelli. Ivan Cappelli è uno sportivo vero a tutto tondo, lui inizia col calcio, è un buon calciatore nelle file giovanili della Pro Sesto, poi a un certo punto, a 15 anni, decide di lasciare il calcio. Ecco, noi vediamo che molte volte il calcio e i motori si incrociano, e di questi giorni, per chi segue la Dakar,
ecco, che André Villas-Boas, che è l'allenatore astronascente del Tottenham piuttosto che del Chelsea, del Porto, sta correndo la Dakar, ecco, in Sud America. Nel caso invece di Capelli, diciamo, il calcio è stato abbandonato, no? Per cui lei, tolta l'esperienza poi amatoriale, che ritorna con la nazionale piloti, ecco, per il resto, diciamo, lei il calcio allora l'ha lasciato. Ecco, e quindi la prima domanda è: ha qualche rimpianto per il calcio, che poi lei, torna a dire, ha praticato seppur in modo amatoriale? Ecco, pensa che quella poteva essere un'altra carriera importante, in questo senso qualcosa da recriminare, oppure è soddisfatto della sua scelta? Prima di tutto buonasera a tutti quanti, ovviamente. Beh, io incomincio come tutti i ragazzini a sognare di diventare un calciatore magari della nazionale e quindi di riuscire a trovare quel percorso. In realtà la cosa di tutto questo divertente è che io ero alto un metro un barattolo, non che adesso sia un vichingo, però a 14 anni ero veramente piccolo e ho trovato sul mio cammino un giocatore che poi è diventato anche famoso. Adesso quando poi vi dico il nome capirete perché io in quella partita che abbiamo fatto uno contro l'altro, perché era il mio diretto avversario in quanto io ero alla sinistra e lui era terzino destro e già vi ho dato un indirizzo, diventato poi campione del mondo molto giovane, quindi alla fine capite chi è, vale a dire che io ho trovato sulla mia strada Beppe Bergomi che nella partita Pro Sesto Inter, perché ovviamente eravamo nelle giovanili a Milano, mi ha fatto vedere la palla a inizio partita e me l'ha fatta rivedere a fine partita. Io ho capito in quel momento che forse il calcio non era proprio il mio destino, anche perché poi condividevo con altri 10 ragazzi ovviamente le fatiche calcistiche, mi rendevo conto che tutto il mio impegno non veniva diciamo così, supportato anche dall'impegno degli altri, e quindi quando mio papà ha trovato la situazione, o meglio io sono riuscito ad andare con lui, e nel percorso che ho fatto sono andato a Maranello nello specifico, proprio alla Ferrari, perché mio papà faceva l'operatore cinematografico e quindi produceva filmati pubblicitari per gli sponsor che erano sulla tuta della Ferrari. In quell'epoca c'era la Parmalat che sponsorizzava sia Niki Lauda che Clay Regazzoni. A me piaceva il lavoro di mio padre, io vado con lui a Maranello e di fatto sento per la prima volta l'odore dell'automobile, l'odore delle gomme, della benzina, di quello che era il motorsport. Nella fattispecie la cosa particolare è che il capo meccanico della squadra della macchina di Niki Lauda era Ermanno Cuoghi, persona che poi nel mondo dei motori evidentemente è diventata molto famosa perché l'ha seguito nella Brabham, ha fatto tutto un percorso anche esterno alla Ferrari. Ermanno, che vide in me un ragazzino a posto, perché quando mio padre mi guardava diventavo un soldatino e mi mettevo nell'angolo, a un certo punto mi guarda e dice: vieni pure che ti faccio un regalo. Al che io vado vicino, guardo mio padre prima di tutto che mi fa segno che potevo andare, vado da Ermanno Cuoghi, Ermanno mi prende e mi mette dentro la 312T di Niki Lauda. Quindi io mi trovo all'interno dell'abitacolo a 12 anni, vedo il cavallino rampante in mezzo al volante, è come se avessi ricevuto una martellata in mezzo agli occhi, per dire, e fa scattare la prima scintilla, e a quel punto torno a casa, prendo il pallone, memore anche del fatto che c'era Bergomi che non l'ha fatto vedere, lo metto da una parte e incomincio a disegnare macchine, a interessarmi di quelli che erano ovviamente i giochi che un bambino fa a quell'età. Avevo la mia pista elettrica, mi divertivo a inventare qualsiasi tipo di problematica per riuscire a rendere la cosa ancora più difficile. Poi da lì c'è stato il passaggio successivo, sempre condividendo questa cosa con mio padre, guardando la televisione. All'epoca c'erano 3 canali, televisione italiana, Svizzera e Capodistria, punto, non c'era niente altro, quindi lo zapping era molto facile, 1, 2, 3 era finito. Detto questo, c'era un reportage della televisione sulla televisione svizzera italiana di una gara di go-kart, e io dico a mio padre: ma secondo te provare a fare un giro su queste cose che stanno facendo così tanto rumore in televisione sarà possibile? E siccome mio padre era molto appassionato, però delle volte era anche di poche parole, non disse molto. La settimana successiva aveva già comprato go-kart, pezzi di ricambio, sbagliando perché ha preso un go-kart che non funzionava ovviamente per la mia età, io avevo 13 anni,
e quindi ci fu poi anche un altro percorso, però di fatto abbiamo iniziato così, nel senso per gioco, per una battuta nata davanti a un televisore. Il calcio poi, giustamente come ricordavi, è diventato uno sfogo bello peraltro, perché quando poi con la nazionale piloti ci si trovava e ci ritrova ancora magari nelle piste un po' in giro per il mondo, è un momento di sfogo, è un momento dove ci svestiamo o ci siamo svestiti di quelli che erano il casco, la tuta, tutti gli obblighi contrattuali che magari ci sono all'interno di una squadra, e si vive soltanto per divertirsi, giocare a pallone. Quando è arrivato Michael Schumacher nella sua momento, diciamo 90, 91, 92, così che è arrivato in Formula 1, la nazionale piloti ha ripreso vigore e ha fatto tantissime partite. Oggi, con i tempi che ci sono di tanto stress che vivono i piloti, con gli impegni pubblicitari, televisivi o soprattutto magari di prove in fabbrica dove devono provare al simulatore le varie situazioni che ci sono, praticamente non c'è più neanche tempo per loro di potersi concentrare o dedicare a queste partite che con rammarico devo dire non si fanno più, anche perché, questa è una cosa importante, Mario Di Natale, che è sempre stato il nostro coach di questa squadra, che abita a Padova e ha un ristorante abbastanza riconosciuto e conosciuto lì in questa città, nell'arco di questi ormai 30 anni abbiamo raccolto quasi 16 milioni di euro che sono stati distribuiti in vari progetti, in varie associazioni, quindi abbiamo colto un momento forse migliore di questo periodo per giocare a pallone divertendoci, trovando anche delle emozioni importanti, perché io ho giocato anche in stadi che da quando ero bambino erano il mio sogno, San Siro, Roma, Napoli, Palermo, sono state tantissime partite, che Monte Carlo poi, dove giochiamo sempre ogni anno, quindi comunque il calcio rimane un punto di partenza, ma che non è mai stato, diciamo così, abbandonato del tutto, ecco. Grazie. Comunque abbiamo sentito che lei a un certo punto il calcio lo abbandona per intraprendere la strada di pilota, e questa sembra proprio sia stata la scelta giusta, ecco, per cui l'inizio ce lo ricordava, e coi kart è già quello un inizio di quelli buoni, perché lei vince il titolo nazionale cadetti classe 100 nel 78, no? Se non vado sì, errato, al primo anno, no? E così poi anche nell'81, quando passa alle monoposto, solo 2 anni dopo diventa campione italiano di Formula 3, se non vado errato, nel 1983, titolo che lei ha vinto a soli 20 anni, ecco, e che tra l'altro l'ha ottenuto con un record di vittorie non indifferente, 9 su 13 mi sembra, sì. 9 su 13 gare disputate, proprio alla grande. È ancora imbattuto, diciamo così, come record. Quindi un palmarès. La minima soddisfazione. Poi dopo le sue qualità, e proseguo sempre, emergono anche nell'84, quando conquista al primo tentativo, e anche questo è un bel record, il titolo europeo nella categoria, quindi nella Formula 3 europea, e anche lì si aggiudica ben 4 gare, tra cui il prestigioso Gran Premio di Monte Carlo. Poi dopo c'è l'esordio, e quindi arriviamo un po' alla Formula 1, che è la stagione che le ha dato le maggiori soddisfazioni. Arriviamo al 1985, che è l'anno di esordio in Formula 1. Ivan Capelli viene considerato dalla stampa dell'epoca, dai critici, uno degli astri nascenti dell'automobilismo sportivo. E nel 85, che è l'anno in cui gareggia in Formula 3000, gli viene offerta la possibilità di correre con la Tyrrell 2 Gran Premi di Formula 1, per purtroppo rimpiazzare Stefan Bellof, che era scomparso in settembre durante la 1000 km di Spa-Francorchamps. Ecco, dopo il debutto sul circuito britannico di Brands Hatch, dopo lui in Australia mi sembra ottiene addirittura un quarto posto. Per cui surclassando tra l'altro un compagno di tutto rispetto come Martin Brundle, no? Per cui quindi sono risultati. Allora, i giornali a questo punto continuano a parlare molto di Capelli, e ne parlano anche bene. Io leggo alcune cose, così scrivono di lui, ecco, l'Italia ha scoperto uno dei suoi ragazzi, Ivan Capelli, giovane, milanese. Dicono di lui, Capelli vive bene nel circo dei motori, ecco, questo mondo quindi itinerante che passa di pista in pista, di circuito in circuito, da spettacolo. Anche se, dicono di lui, non ha la solita aria da pilota, lui si presenta compito, educato,
occhialini da bravo ragazzo, Sì, è vero. sì, l'ho letto su Repubblica, no, questo, di tipico da Formula 1, si scriveva allora, aveva solo un gran vorticare di ragazze, quindi, ma non mi addentro in particolare, perché altrimenti finiamo nei gossip, no? Non le chiedo chi o quali. No? Ecco, poi dopo ecco una cosa molto importante da cui prendo spunto per una successiva domanda. Dicono di lei che lei non è un ragazzo con la valigia, cioè di quelli che cioè bussano alla porta delle scuderie pieni di dollari e sponsor. Ecco, ce ne sono tuttora alla Williams, dicono di Stroll, e in tante altre scuderie, anche forse gli esordi del compianto De Angeli sono stati ecco, favoriti magari dal finanziamento, vuoi paterno, comunque dagli sponsor che si portava in dote. No? Per cui nel suo caso, ce lo ricordava prima, ecco, le risorse messe in campo sono molto contenute, sono modeste. Agli esordi, lei ci diceva, ha avuto il sostegno morale, anche in parte economico, ma minimo del padre, che aveva lasciato la RAI, si era messo in proprio, ecco, ma poi come vedremo tutto questo non basta. E nell'85 abbiamo visto che era arrivata la prima monoposto, questa Tyrrell, e con degli ottimi risultati, quindi soprattutto questo quarto posto ottenuto in Australia. Ecco, ma poi Capelli, e qua è il lato dolente, non poté continuare perché, dicono sempre i giornali dell'epoca, ecco, Ken Tyrrell aveva bisogno più di un pilota ricco che di uno bravo, no? Con buona pace quindi della meritocrazia, diremo oggi, visto che siamo anche in ambito associazione per la Costituzione, dell'uguaglianza di opportunità, di cui parla anche la nostra Costituzione, l'articolo 3, poi per quanto riguarda l'accesso ai diversi ordini e gradi di istruzione all'articolo 34. Ecco, quindi con buona pace diciamo, di questa possibilità di partire tutti dagli stessi blocchi di partenza, ecco, lei in questo punto deve lasciare la Tyrrell. Allora, due domande. Innanzitutto, così, se lei si riconosce in questo identikit di questo pilota garbato nei modi, discreto nella vita se vogliamo, ma grintoso e tosto e determinato in pista, e poi, oltre a parlarci di quella e di altre sue storie, di questi suoi esordi agonistici, ecco, se può soffermarsi su quello che è il peso degli sponsor nella sua vicenda, nella sua carriera, come in quella di tanti altri piloti. Allora gli sponsor, va detto che certamente sono animati da interessi di business, interessi economici, però sono figure da sempre presenti, pensiamo anche all'antichità, dove i signori oppure i mecenati di turno hanno sostenuto anche artisti dell'epoca e hanno consentito anche il dispiegarsi di talenti, per cui determinate opere nel campo delle arti, della pittura, della scultura, della musica sono arrivate anche fino a noi. Ecco. Però tante volte noi vediamo che il peso degli sponsor, soprattutto negli sport motoristici, finisce col condizionare il resto. Allora la domanda che ricorre è quella: se conta più il pilota o la macchina, la bravura del driver, oppure se contino più l'affidabilità, le caratteristiche del mezzo, ecco, oppure bisognerebbe aggiungere altra variabile che appunto quanto contano gli sponsor nel successo di una scuderia o di un pilota, e quindi se in queste discipline prevale il merito, il talento, oppure se questo soccombe rispetto al peso e alla forza del capitale degli sponsor. Dunque, per quanto riguarda se mi riconosco o meno, sì, mi riconosco assolutamente, tranne quella parte che è stata citata. Il vorticare di ragazzi. Il vorticare di ragazzi, anche perché alla fine non c'era tempo, nel senso che la dedizione a quello che si faceva era totale, ed è da lì che nasce il presupposto, fin dai go-kart, per poter fare qualche cosa che giocando è diventata una professione. Io quando ho detto quella frase a mio padre è diventato, in quel momento, quando è deciso di fare quel passaggio, vale a dire di provarci a fare qualche giro sui go-kart, è diventato il mio primo sponsor, perché ha rotto il salvadanaio suo, io non ce l'avevo, e ha comprato il go-kart, è diventato il mio primo manager, perché di fatto mi ha gestito nel momento in cui sono arrivato in pista, ed è diventato il mio primo meccanico, perché è quello che ci metteva le mani, perché io non ci capivo assolutamente niente, avevo 13 anni, quindi per carità, dopo poco ci ho messo poco a capire come funzionava, però all'inizio mi fidavo ciecamente di una persona più grande di me, che evidentemente aveva l'esperienza per potermi dire cosa fare. Questo è stato il primo passaggio. La continuità c'è stata data, e ritorno da dove ero partito, dalla dedizione. Il fatto di riuscire a essere così attenti, così precisi, così
seri nel fare quello che facevamo, metto dentro anche mio padre, perché io il primo anno ho fatto 24 gare, quindi 24 domeniche, sabato e domeniche le ho dedicate a quello, più la preparazione invernale, quindi altre 10-15 giornate dedicate a quello. Praticamente io tutto l'anno ho dimenticato mia sorella e mia mamma, perché venivano lasciate a casa, che anche loro hanno in questa parte, diciamo così, hanno la capacità di accettare questa situazione, però ci siamo dedicati a quello, abbiamo vinto 16 gare su 24, l'italiano. Questo presupposto fa sì che una casa costruttrice di go-kart mi chiede di diventare il tester ufficiale loro, così come una casa costruttrice di pneumatici, e questo passaggio mi fa nascere quella attenzione e quella coscienza di fare qualche cosa di non più un gioco, ma qualcosa di veramente serio, già a 15 anni, perché io mi riportavo a degli ingegneri che mi chiedevano: devi decidere tu se questa gomma la butto o la tengo, per noi è un investimento economico, per noi vale tot soldi, cioè già in quel passaggio, senza neanche saperlo, a dire la verità, ho fatto questo percorso che mi ha fatto prendere coscienza di quanto fosse serio quello che stavo facendo, la responsabilità di riuscire a fare qualcosa di questo genere. Il percorso dei go-kart è stato un percorso ovviamente bellissimo, dove ho incontrato anche tanti altri piloti, e fra i più importanti sicuramente devo ricordare Ayrton Senna, perché abbiamo fatto un mondiale insieme nel 1981 a Parma, e quindi sono stato orgoglioso di aver fatto il percorso anche con Ayrton fin dai go-kart. Poi ci siamo ritrovati in Formula 3 e poi in Formula 1, abbiamo fatto ovviamente con delle storie diverse di risultati, però comunque è stato bello poterlo condividere con lui. Detto questo, il passaggio che crea il presupposto poi di riuscire a passare anche in Formula, sempre legato agli sponsor, è che forzatamente in una fase così, diciamo così, acerba della propria carriera, se non si trova un magnate, che è quello che magari in antichità dava la possibilità all'artista di fare quello che poi era il risultato finale della gara, tra virgolette, faccio questa analogia, che poteva essere un dipinto piuttosto che una scultura, il mio magnate era sempre mio papà, perché ha dovuto ipotecare la casa 2 volte in momenti diversi, senza dirlo a mia madre, perché sennò ci uccideva subito ovviamente, perché mettevamo a rischio quello che di poco avevamo, e quindi riuscire a trovare il presupposto in questi momenti di passare le criticità per arrivare poi a trovare economie, diventando di fatto nel percorso, perché essere pilota è un lavoro, tra virgolette dico lavoro perché ormai ero in quella fase, molto articolato. Il calciatore, non voglio denigrare i calciatori, però hanno un campo di calcio, 2 scarpette, un pallone, vanno in campo, hanno una forza fisica, un talento, mettono a segno quello che è la loro bravura, e poi molte volte sono accompagnati nel loro percorso dalla squadra, il team manager, qualsiasi. Chi invece inizia nello sport motoristico, molte volte, o all'epoca, era da solo. Cioè io ero diventato il promotore di me stesso, il marketing manager di me stesso, che andavo a vendermi agli sponsor. Quando ero in pista dovevo diventare l'ingegnere di me stesso, perché dovevo trovare le risposte a come far andare più forte la macchina, quindi mi dovevo anche interessare di tutta la parte tecnica. Dovevo essere capace anche di comunicare, di riuscire perché gli sponsor si trovano quando si ha la capacità di poter interloquire, a attrarre l'attenzione delle persone, e quindi creare un presupposto che possa prevedere anche lo sfruttamento dell'immagine, se possiamo dire così. Quindi è abbastanza articolato. Poi, sempre per farvi capire che cosa vuol dire essere all'interno dell'abitacolo, quando si entra in pista c'è una sfida contro se stessi, perché bisogna migliorarsi giro per giro, e qui entra in gioco, come dicevo prima, la capacità di analizzare quello che si fa in macchina. Quindi io sono sempre stato abituato ad avere, ve lo figuro in questo modo per farvi capire, un secondo cervello che acquisiva tutte le cose strane che accadevano in pista. Ma perché? Perché la pista banalmente è fatta di tante curve, lente, medie e veloci,
poi si suddividono in frenata, inserimento curva, centro curva, trazione e uscita. 5 fasi per ogni curva, gomma fredda, gomma calda, carburante a bordo, vettura vuota e quindi in fase di qualifica. Tutte queste aree Poi le chiederò appunto di questo, la devono tecnologia. devono essere acquisite. Quindi il pilota ha una sfida contro se stesso, dopodiché c'è la sfida anche contro l'avversario. Quindi è abbastanza articolato. Lo sponsor, per ritornare alla domanda, non mi sono perso, è stato fondamentale ovviamente, perché poi il nostro sport è fatto di economie, cioè se si investono si trovano tecnologie, si trovano i pezzi di ricambio. All'epoca ovviamente si basava su formule che avevano le macchine uguali per tutti, quindi non era lo sviluppare il pezzo, ma avere magari il pezzo più fresco da poter montare in vettura. E in quella fase, nel confronto diretto, nelle monomarca, possiamo chiamarle così, sicuramente emerge l'uomo, perché è l'uomo che riesce a trovare quel pizzico di velocità in più, perché ha talento, perché ha l'idea, perché all'epoca non c'era la tecnologia e quindi uno doveva magari mandare l'amico a vedere la curva per farsi dire: ma secondo te in quella curva passa col gas completamente aperto o parzializza? Perché adesso anche i rookies, i giovani al debutto sono già competitivi perché possono lavorare al simulatore, per cui anche mancando dell'esperienza specifica della pista, l'esperienza la conoscono diretta virtualmente. Con la Tyrrell, è stata citata la Tyrrell del 1985. Il mio debutto con la Tyrrell avviene in maniera assolutamente anomala. Se dovesse accadere oggi sarebbe una cosa impensabile, perché io ero a casa, avevo fatto una bellissima gara a Donington in Formula 3000, dove per un errore dei meccanici che avevano montato il cambio al contrario all'interno, un ingranaggio, quindi non potevo fare le qualifiche, però mi faccio dare una delibera da tutte le altre squadre e parto ultimo, 23esimo. Incomincia a piovere prima della gara, io guardo Cesare Gariboldi, che era il mio manager tecnico di allora della Formula 3000, e dico: Cesare, siamo ultimi, non abbiamo niente da perdere, ma secondo te se dovessimo partire invece con le gomme da bagnato, partiamo con le slick? Un azzardo. Dice: ma tu te la senti? Dico: sì, io me la sento, tanto la pioggia è quel drizzling, quella pioggia che non si vede, inglese, che bagna ma non... Sbicchia in friulano. Ecco, bravissimo. Non lo sapevo. Ma alla fine della serata mi imparerà le parole friulane. Quindi cosa faccio? Diciamo: dai, giochiamoci sta carta. Allora parto 23esimo, arrivo terzo, facendo sorpassi, facendo una cosa un po' rocambolesca. Ken Tyrrell mi vuole venire a conoscere, io ero praticamente, in mutande dentro nel camion, e Gariboldi mi dice: vieni che c'è una persona che ti vuole conoscere. Dico: ma sono in mutande? Vieni così come sei, vieni. Allora vado sul ciglio del camion e mi dice: guarda, questo qua è Ken Tyrrell, ti voleva conoscere. 3 minuti, ciao, come stai? Bella gara, mi ha fatto piacere conoscerti, magari se ti vesti è meglio. Detto questo, finisce lì la cosa. Passa un mese e mezzo, perché eravamo a settembre, eravamo verso ottobre. Io vivevo ancora con i miei, perché non avevo ancora la facoltà di essere indipendente. Sono al telefono, mia madre sente parlare in inglese, non parlava ovviamente, non parla in inglese, urla a un certo punto: Ivan, c'è uno che parla in inglese, prendi la telefonata. Io al piano di sopra prendo la telefonata e sento effettivamente parlare in inglese, ma in quel periodo i miei amici, la mia combricola di Milano, tutti della mia età, mi facevano degli scherzi, mi chiamavano, mi dicevano: guarda che sono questo, sono quell'altro, io ci cascavo sempre. Quella volta lì risponde e sento dall'altra parte: sono Ken Tyrrell, gli faccio: sì, vabbè dai, io sono Niki Lauda, chi cavolo sei? No, sono veramente Ken Tyrrell. Allora incominciamo ovviamente a parlare, ve la faccio breve perché non voglio dilungarmi troppo. Poche parole mi dice: vieni a correre per me. E dico: non c'ho soldi, tranquillo, la macchina è pagata, bene, vorrei provare la macchina, non ci sono motori perché la Renault non ce li dà, bene, vorrei allora almeno fare un giro su Bransacci, perché io conosco il Bransacci corto, non conosco il Bransacci del Gran Premio d'Europa. E mi fa: non c'è la possibilità, non ci sono soldi, cosa fai? Vengo. Quindi io sono arrivato a Bransacci senza aver mai provato la macchina, senza aver mai fatto un giro di pista, e con Ken Tyrrell che mi ha detto: guarda, quella è la macchina, quella è la pista, vai. Oggi in contrapposizione i piloti che fanno il debutto in Formula 1 almeno fanno dai 6.000 ai 10.000 km sul simulatore,
vedono tutte le piste, tutte le procedure, sanno qualsiasi cosa, perché ormai i simulatori sono praticamente perfetti, e quindi entrano in pista non preoccupandosi più di doversi già ricordare le curve, perché la mia preoccupazione era che dopo 5 minuti ancora non avevo capito dove ero, dovevo fermarmi, fare mente locale e dire no, ci sono 8 curve, una così, una cosà, cioè cercare di imparare. Questi entrano in pista e al primo giro sono già al 90% di quello che è la possibilità di velocità della vettura. Poi un aiuto non indifferente viene dall'elettronica, per cui tra l'elettronica, sensori vari, mentre una volta uno doveva essere oltre che bravo, veloce, anche affidabile nel gestire la macchina, perché era una i freni si lavoravano, il cambio... Era una delle qualità fondamentali, perché tutto era meccanico, avevamo ancora il cambio ad H, avevamo la frizione, io mi ricordo i miei meccanici da Rayton House quando smontavano la culatta del cambio, tiravano giù i rapporti senza neanche dover andare dall'ingegnere, guardavano il rapporto, mi chiamavano, io andavo lì, cioè, tipo, dimmi, guarda, vedi questo rapporto, benissimo, ecco, se tu vai avanti così a sbagliare la terza in scalata, tu la gara non la finisci, quindi cambia sistema di cambiata, perché sennò altrimenti non modificalo, perché sennò non ce la fai. Oggi il cambio o va o esplode, non ci sono vie di mezzo, perché adesso tirano delle leve sul volante e quindi è tutto... E anche questo ha snaturato un po' quello che è la Formula 1 e forse anche l'amore per questo sport, che una volta era molto fisico, oggi invece è sì fisico perché comunque arrivano a certe velocità in curva, però di fatto si è perso un po' quell'alone di mistico che c'è nella guida, perché uno veramente doveva guidare con i muscoli, ecco. Va bene, lei è già passato alla Leyton House, no? Però io volevo arrivarci, Prego. Ecco, gradualmente. Ma ne ho ancora una storia. No, ma infatti per quello Posso io faccio un po' da safety car, devo rallentare perché altrimenti lei si prende la scia. Allora veniamo veniamo all'86, perché sono tutti anni di pregio, diciamo, no? Per cui anche questo, seppur tra alti e bassi, lei in questo 1986 diventa campione europeo di Formula 3000, no? Sì. E mi sembra anche davanti a driver di tutto spessore, davanti a Emanuele Pirro e Pierluigi Martini. Ecco, in Formula 1 deve accontentarsi in 2 occasioni della poco competitiva AGS, no? Mi sembra, no? Ecco, però la svolta per lei arriva nell'87, che è stato l'anno in cui ha potuto disputare la sua prima intera stagione iridata, no? Ecco, arriva anche il suo momento, parlavamo prima di sponsor, di peso, e se vogliamo anche un colpo di fortuna, ed è una fortuna con gli occhi a mandorla, che è quella praticamente di un miliardario giapponese che si muove con un Boeing 727 privato e che moltiplica affari e investimenti, investe anche su di lei, che aveva visto apprezzato, così dicono le cronache dell'epoca, in una gara di Formula 2. C'è la vecchia scuderia March in Inghilterra che sta agonizzando. Ecco, scuderia che poi verrà battezzata Leyton House, con il nome di questo castello inglese se vogliamo, e con questo marchio, diciamo, la scuderia diventa una sorta di Benetton giapponese, no? Ecco, perché potere ancora una volta, se vogliamo, degli sponsor, perché vediamo che la Benetton dal momento in cui si è imposta, ecco, ha fatto dimenticare, passare in secondo piano motori, telai eccetera, perché era la Benetton. Ci sono stati altri casi in passato della John Player Special, forse anche il caso della Red Bull, per cui molte volte lo spettatore quasi dimentica la motorizzazione, perché lo sponsor è talmente di peso e prevale su tutto il resto. Al volante della March lei porta a casa un interessante 6° posto a Monte Carlo, ecco, e poi dopo c'è l'88 che è la sua migliore stagione di sempre. Mi sembra anche a detta sua che è il miglior periodo della sua carriera come risultati, no? Per cui lei surclassa il proprio coequiper che era Mauricio Gugelmin, no? Ecco, e termina al 7° posto assoluto nel mondiale grazie a 2 podi, un 2° posto in Portogallo, parlavamo prima anche, e una 3ª piazza in Belgio. I giornali continuano a parlare di lei, di questo giovane fuoriclasse, leggo: Ivan Capelli, milanese, è arrivato secondo all'Estoril con una macchina poco quotata come la March, una gran bella corsa, ecco, e tra l'altro lei doveva vedersela con i turbo che avevano 100 cavalli in più, con un motore all'epoca aspirato. Si dice di lei scatenato quando ha sorpassato Ayrton Senna,
ragioniere quando è arrivato a ridosso di Prost e poi ha rinunciato, diciamo, ad attaccarlo per non arrostire il motore della sua March, che era, diciamo, inferiore, ecco, come prestazione. Quindi Capelli ha mostrato piede pesante, testa lucida, ed è stato un ottimo piazzamento dopo altrettanti quinti posti in Canada, Germania, Belgio, Italia, ecco, per cui è un podio strameritato per un pilota sempre protagonista di rimonte e sorpassi. Adesso arrivo alla domanda, ecco, proprio anche per introdurre un tema a noi caro anche come associazione. Ecco, lei viene ricordato per essere un pilota tosto, aggressivo, determinato in pista, però al tempo stesso un pilota corretto, leale. Ecco, per cui se da un lato lei ci ha divertito con le sue doti sportive, però ci ha dato modo di apprezzare anche questa correttezza di fondo. Allora io le chiedo, quanto conta l'etica secondo lei nello sport, e in particolare negli sport motoristici? Considerato che lo sport è un fattore di coesione sociale, consente di tenere unite, di far stare assieme le persone, e per cui potremmo dire che diciamo, senza etica il motore dello sport non gira, ecco, proprio per stare in tema. Per cui bisogna essere leali nello sport e nella vita. E purtroppo noi abbiamo assistito a diversi momenti, anche nelle corse, di autentica cattiveria, forme anche di rivalsa piuttosto pericolose nel mondo dei motori, perché degli incidenti provocati in macchina e in moto possono talvolta avere delle conseguenze imprevedibili, per cui ci sono stati comportamenti discutibili, forme anche così di vendicative, ecco, messe in atto per non lasciar passare qualcuno, per ostacolare. Noi ricordiamo da appassionati i mondiali compromessi e persi rispettivamente per le dispute tra Prost e Senna, per cui in 2 gare decisive di campionato del mondo, ecco, si sono danneggiati con un crash a vicenda, ecco, e questo ha purtroppo portato a far perdere il mondiale, che era quasi già in tasca ai 2 piloti. Nel motomondiale, per esempio, è toccato a Valentino Rossi. Ci sono stati parecchie forme così di biscotti anche a danno di qualcuno, no? E poi viene anche da pensare a quegli ordini impartiti dai box che molte volte non riusciamo con tutta la buona volontà a capire, per cui potranno rientrare nelle strategie anche nei giochi di squadra, però vedere un pilota che rallenta, vedere che qualche volta rientra, si accosta, oppure manovre di questo tipo anche, sì, per noi tifosi, per noi così appassionati suonano così dubbie, ecco, e molto così incomprensibili. No? Ecco, cosa ne pensa quindi della lealtà, dell'etica anche nello sport? Allora, per quanto riguarda la lealtà, l'etica nello sport ovviamente è una distonia questa, perché si è sempre in competizione, si deve sempre cercare il massimo di risultato, e per certi versi e in certe situazioni tutti i modi sono accettati o sono plausibili. Faccio un passo indietro per il mio racconto e per la mia storia, per farvi capire il perché di certe cose che sono avvenute. Si faceva riferimento ad Akira Kagi, che è questo magnate giapponese che io incontro nell'86 a Imola. Io stavo correndo con Cesare Gariboldi nel Formula 3000, i soldi incominciavano a mancare e Minoru Yasukawa della Bridgestone ci presenta questo giapponese un po' atipico, perché era un bel Marcantonio. I giapponesi di solito sono tutti un po' piccolini, per questo era bello appunto piantato, vestito però di bianco, con una macchina fotografica sul collo, quindi abbiamo visto, detto, è giapponese. Detto questo, mi offre di andare in Giappone per correre per lui nella Leyton House, squadra giapponese, perché purtroppo il suo pilota era mancato in un incidente stradale, non in pista. Quindi io accetto dicendogli sì, io vengo in Giappone, però il mio team manager Gariboldi viene con me, perché io dall'altra parte del mondo da solo non ci vengo a correre, ma vorrei avere un supporto anche dal punto di vista tecnico. Quindi nel piazzale di Imola, durante la gara, gli dico, però io ho anche bisogno di correre e di trovare delle economie per correre qua in Europa, quindi vengo in Giappone e i risultati che faccio con voi, con la vostra squadra giapponese, che sicuramente produrranno dei premi gara, perché alla fine perché i soldi ci sono come premi gara anche nelle gare inferiori, non soltanto in Formula 1, vi ho detto facciamo 60-40 come percentuale, 60 lei, 40 io. Lui mi dà la mano, benissimo. Detto questo, senza scrivere neanche un rigo,
di contratto, noi compriamo 2 biglietti di economy, perché non c'erano soldi ovviamente, andiamo in Giappone, corro per la Leyton House in Giappone con i meccanici giapponesi, con tutte le difficoltà del caso nell'interfacciarmi con una realtà diversa, che era la prima volta che uscivo da un mondo italiano da un punto di vista anche di come si affrontava il lavoro. Comunque vinciamo una gara, arriviamo altre 2 volte secondi, quindi facciamo un percorso gratificante. Nello specifico, alla prima gara, quando dobbiamo tornare indietro per la prima volta in Europa, andiamo nell'ufficio di Akira Kagi che mi dà una busta chiusa e mi dice: questi sono i tuoi premi gara. Allora io davanti agli altri giapponesi, davanti a Minoru, che era il nostro interprete italiano, che parlava italiano, dico: guarda Minoru, io tutto sommato un'occhiatina dentro ce la darei nella busta, che voglio essere. Ma no, ma figurati, davanti ai giapponesi, sei matto, è un sacrilegio. Faccio: no, guarda, la faccio in tutta tranquillità. Apro la busta, incomincio a contare, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dico: guarda, sei sbagliato, questi sono suoi, questo è il mio 40%, questo me l'ha dato in più. E lì nasce ovviamente la situazione di Akira Kagi, dice: no, ma io ti volevo fare un regalo. Dico: no, guarda, abbiamo detto 60-40, questi sono i miei, questi sono i suoi, se no che accordo è? Poi alla fine mi convincono, noi ci facciamo convincere che ci facevano comodo quei soldi e torniamo in Europa, peraltro cambiando il biglietto aereo perché ce l'avevano cambiato in business, ci hanno fatto tutto un cena incredibile. Però ci rendiamo conto che Akira Kagi era una persona corretta, lui ha apprezzato questo modo di comportarsi altrettanto etico nei suoi confronti, ma soprattutto il rapporto che c'era con Akira Kagi era un rapporto assolutamente diretto, non come succede in Giappone, dove c'è ovviamente un rapporto dove il capo è il capo, gli inchini, il biglietto da visita, l'essere sempre, diciamo così, sottomessi in un certo senso a queste procedure. Io quando vedevo Akira Kagi, se c'era dargli una pacca sulla spalla perché avevo voglia, la davo e ci scherzavo. Questo modo di comportarsi ha fatto sì che arriviamo all'ultima gara, dove ancora andiamo una volta sul podio, tutti contenti, e nell'87 all'aeroporto, prima di salutarci per tornare in Europa e quindi chiudere l'esperienza da un certo punto di vista di Leyton House, che peraltro ci aveva sponsorizzato poi in Europa, con cui avevamo vinto poi la macchina verde, il campionato di Formula 3000, Akira Kagi in modo diretto all'aeroporto mi dice: ma tu vuoi correre per me in Giappone? Dico: ma io in Giappone sì, però vorrei fare una carriera che mi porta in Formula 1, e mi offriva nel 1987 $200.000 per correre da lui in Giappone, erano tutti miei. Io gli faccio: no, guardi, io sono assolutamente sicuro che posso correre in Formula 1. E c'era Gariboldi che mi dava i calci sotto il tavolo e mi diceva: stai zitto, beccaci i soldi e vieni qua a correre e non lamentarti. Ve la faccio breve: dopo aver diviso la macchina in pezzi, muso, alettone, pancia laterale col nome Leytonale, si ferma e mi dice: quanto costa farti correre in Formula 1? Una macchina per te e basta. A quel punto io guardo Cesare e gli faccio: Cesare, io non so cosa dire adesso. Allora Gariboldi lo guarda e dice: una macchina per lui? Sì. Con il motore di Cosmos? Sì. Fa 2 calcoli e dice: $4 milioni, stiamo parlando del 1987. Akira Kagi si alza, mi dà la mano, mi porge la mano e mi dice: siamo in Formula 1, tu sei in Formula 1 perché io ti do $4 milioni. Senza scrivere un rigo prendiamo l'aereo, torniamo in Europa, non avevamo la macchina perché noi eravamo bleffato in maniera spudorata. Allora a quel punto ovviamente ci davano schiaffi tutto il viaggio, perché avere quella cifra così soltanto con una stretta di mano era quasi impossibile. Ovviamente Gariboldi va in Inghilterra, bussa alla porta di Robin Herd, che era il proprietario della March, e gli dice: Robin, credimi sulla fiducia, io ho i soldi, tu vuoi correre in Formula 1 ancora? Dice: va bene, ok. Incominciano a costruire la macchina, siamo a ottobre. Peccato che a Akira Kagi gli viene un attacco cardiaco, entra in ospedale e non lo sentiamo più, perché ovviamente tutti i filtri che c'erano per arrivare a lui vengono messi in mezzo, perché c'erano anche alcuni giapponesi che non volevano che questi soldi uscissero dal Giappone per andare chissà dove.
Gli inglesi incominciano a inseguire al telefono me e Gariboldi perché dovevano avere i soldi. Fortunatamente non c'erano ancora questi, quindi si scappava da tutte le parti perché il telefono era soltanto fisso, se vi ricordate. Forse c'era qualcuno che aveva già quella valigetta della SIP, quello vecchio. Detto questo, a un certo punto passano quasi un mese e mezzo, in Inghilterra sono sempre più agitati, finché a un certo punto Akira Kagi esce dal suo ospedale e dice alla sua segretaria: ma con Ivan avete chiuso il contratto? Fa: ah no, con Ivan non abbiamo fatto niente perché nessuno ci ha detto più niente. Oh, benissimo, chiamatelo e fatelo venire qua. Ve la faccio breve. A Natale del 1986 partono dall'Inghilterra gli avvocati della marcia, ovviamente partiamo noi dall'Italia, andiamo in Giappone, passiamo Natale e Capodanno là e alla Befana abbiamo il contratto firmato. Alla prima gara eravamo in 17, nel 91 quando sono andato via io dalla Leyton House la squadra aveva 190 persone. Questo per dire che la mia fortuna è stata che in quel momento, come si diceva prima, si sono allineati i pianeti nel momento giusto. Io ho trovato in Akira Kagi una persona che senza scrivere una riga e stringendoci soltanto la mano ha accettato quello che era la sfida che io gli proponevo, ovviamente sull'esperienza di quello che avevamo fatto anche in Formula 2, quindi da lì, diciamo così, è nato, la Leyton House è nata veramente sul niente di scritto, è quasi impossibile oggi pensare che si possa fare una roba del genere senza un contratto. E vi ho raccontato tutto questo perché c'è un altro aneddoto legato a questo percorso dell'etica. 1989, se vi ricordate, Alessandro Nannini, che guidava la Benetton, che era la squadra che andava in contrapposizione a noi, andava molto forte con motori Ford, ha un incidente di elicottero, quello che poi ovviamente gli ha offeso il braccio al punto tale che ha dovuto ritirarsi. Allora io torno a casa, ero in visita da mia mamma, torno a casa, vedo mia mamma che dice: guarda che Alessandro si è fatto male. Dico: ma guarda che oggi non prova nessuno, cioè non so che nessuno che era in pista e stava facendo delle prove con le vetture. Fa: no, si è fatto male in altri modi, stai attento. Allora accendo subito la televisione, ovviamente trovo il notiziario che riusciva a dare la notizia che Alessandro appunto nel cappottamento, diciamo così, dell'elicottero aveva messo la mano sul tetto dell'elicottero e la pala gli aveva quasi amputato, di fatto il braccio. In quel momento eravamo a fine settembre, dovevamo andare a correre in Giappone e io avevo già dato la mia parola ad Akira Kagi che avrei continuato anche nell'anno 90 e 91, quindi avevo già, diciamo così, sancito la continuazione del mio contratto. Suona il telefono di casa di mia mamma. Rispondo, era Briatore. E Briatore mi chiede: dobbiamo correre settimana prossima in Giappone, sei libero? E faccio: no, guardi, io non sono libero, perché ho dato la mia parola a Akira Kagi che continuo con loro. Riflettici, guarda che ti do una macchina come la Benetton, che in quel momento andava forte. Poteva essere l'inizio di una... Allora io ho detto: no, guarda, mi dispiace, per quello che è successo prima e per i rapporti che ho, io non posso adesso, a una settimana di distanza dal Gran Premio del Giappone, dire ad Akira Kagi me ne vado, perché perderei la faccia con lui e non dormirei più la notte da qui alla fine dei miei giorni, perché non è così che ci si comporta. Il Briatore ha buttato giù il telefono e ha preso Roberto Moreno che correva con Piquet e ha fatto un suo percorso. Cioè, tutto questo per dire che io ho avuto la chance di poter, diciamo così, cambiare, avere un bivio, però ho deciso di mantenere il mio rapporto con Akira Kagi, non avendo peraltro più la continuità di Adrian Newey, che era l'uomo che aveva fatto la mia macchina dell'88, che ancora adesso lavora per la Red Bull e quindi fa le vetture di Formula 1, perché io volevo mantenere la mia parola e la mia integrità nei confronti di Akira Kagi. E questo è stato quello che mi ha poi portato fino al 91, poi quando è arrivata la Ferrari, lì c'è stato un altro percorso, perché ormai la Leyton House si stava, diciamo così, sgretolando intorno a problemi che c'erano di economia in Giappone, dove è stato coinvolto anche Akagi, con le sue società e quant'altro. Però in quel momento io
non me la sono sentita, e forse guardando la carriera uno dice è stato uno stupido, magari potevi saltare su un altro carro e avere un percorso diverso, perché poi negli anni successivi su quel carro c'è salito Michael Schumacher e magari adesso sarebbe stata una storia diversa. Nel confronto invece etico, Comportamento in pista, quindi nei confronti degli altri piloti. Lì ovviamente si è in competizione, fin dai go-kart si imparano e vengono dati le cattiverie ai piloti tutti quei trucchetti per portare all'errore, per cercare ovviamente di primeggiare. Quello che c'è sempre stato tra di noi in Formula 1, ma anche nelle formule minori, è il fair play, nel sapere che se uno fa una cosa di un certo tipo in una curva particolare, non è che si avvantaggia in una posizione, ma mette a rischio la vita dell'altro o addirittura anche la propria, quindi la vita di due. E quando si partiva in Formula 1 con 220 litri di carburante nella schiena, alla prima curva stavi un attimino attento, perché anche lì gli incidenti che ci sono stati in quel periodo ce ne sono stati tantissimi. Per tanti anni non ci sono stati morti, però devo dire che anche qua, quando ci siamo ritrovati in alcune partite di calcio di beneficenza con la nazionale piloti, dove eravamo intorno a un tavolo, io, Nannini, Patrese, Morbidelli, Larini, Tarquini, Modena, tutti questi personaggi che creavano il presupposto che c'erano 13 piloti in griglia all'epoca di italiani, ci siamo guardati, abbiamo cominciato a scherzare, no, ti ricordi quella volta che hai picchiato di qui, ti ricordi che ti sei scapottato di là? Poi a un certo punto ci siamo quasi fermati tutti e ci siamo resi conto che eravamo praticamente dei sopravvissuti, perché nell'arco di 10-12 anni ci sono stati incidenti spettacolari che bastava un niente per farli diventare invece dei drammi veri. Per cui abbiamo vissuto un periodo sicuramente molto interessante, perché è stato uno sviluppo aerodinamico, tecnologico, la telemetria, qualsiasi cosa. Vero è che quando si saliva in macchina, e io mi ricordo le macchine da allora, perché quando eri in macchina facevi così, guardavi per terra, adesso quando sono in macchina hanno praticamente intorno una gabbia, che quest'anno ci sarà anche l'alo, che è quell'anello che avranno sul casco di protezione, quindi la sicurezza è aumentata veramente tantissimo. Il fatto che ci sia stato purtroppo l'incidente di Jules Bianchi 3 anni fa è stata una condizione di elementi, una situazione assolutamente assurda, perché si è trovato una gru nella via di fuga dove lui passava quando pioveva tanto, è andato in aquaplaning, è volato fuori, tante condizioni limite che però hanno creato il presupposto di avere una tragedia di questo genere. Noi devo dire che siamo stati fortunati, e io ne racconto uno su tutti, ma vi fa capire che cosa abbiamo passato sul discorso sicurezza. Noi utilizzavamo negli anni 90-91 le benzine aromatiche, erano benzine a cui veniva aggiunto un additivo, e queste benzine venivano prese direttamente dai canestri di benzina e messe direttamente per la prima volta dentro nel serbatoio senza fargli prendere aria, perché dentro nel serbatoio, lo dico in parole povere, era come se si fermentassero e portavano poi al motore, oltre che alla benzina e agli additivi, anche più ossigeno, e quindi bruciava di più il motore e andava più forte. La forma anaerobica, così come bravissimo. Nelle biocompostazioni. Detto questo, cosa succedeva? Che i meccanici dovevano forzatamente, tra una prova e l'altra, togliere completamente la benzina, perché se rimaneva dentro continuava a gonfiare. I miei meccanici del Rayton House si sono dimenticati la benzina dentro ad Hockenheim, tra le prove libere e la qualifica. Io ero 11°, 10° più o meno nelle prove libere, andiamo in qualifica, vado su e la mia macchina non va più. Sono 22°, 23°. Gugelmin è sempre 10°, dicevo, ragazzi, cosa avete fatto alla mia macchina? No, mi hanno toccata, è come prima, non è successo niente. Dico, ma è impossibile? Sì. Allora, aggiungo un'altra benzina, mi cambiano le 8, avevamo 8 gomme da qualifica, 4 le avevo già usate, me ne mettono altre su 4 nuove, torno fuori, la macchina non va.
arrivo dentro nel motodromo, tutti di traverso, la macchina non stava dritta, infrenata anche, vabbè. A quel punto rimettono benzina, mi dico guarda, prendiamo di queste 8 gomme, ne prendiamo le 4 migliori e fai ancora un giro, perché vogliamo cercare di capire anche noi perché non va sta macchina. Benissimo, parto, arrivo alla prima frenata e sento nel lato B Dietro. come se qualcuno versasse dell'acqua, quindi incomincio a sentire dell'umido e poi incomincio a sentire puzza di benzina. A quel punto alla frenata guardo e c'era la benzina che stava salendo perché il serbatoio aveva spaccato letteralmente il carbonio, si era tagliato e in frenata la benzina che veniva in avanti mi entra dentro nel serbatoio. Peccato che le vetture dell'epoca, non so se ve le ricordate, facevano quelle scintille perché picchiavano con i flap davanti oppure dietro. Ecco, io ho fatto un giro di pista di Hockenheim praticamente nell'erba, cercando di evitare le scintille degli altri che passavano, perché non potevo fermarmi in quanto non mi bruciava, ma l'irritazione che avevo ai gioielli di famiglia stava salendo. E quando sono arrivato ai box, sono entrato, i meccanici hanno visto uscire dalla macchina ancora prima che arrivassi al garage, mi sono poi infilato dentro nel bagno, ho preso l'acqua, l'ho messo dentro, il tubo dell'acqua l'ho messo dentro la tuta, ho aperto e sono stato lì 10 minuti a cercare di lavarmi ovviamente, no? Tutto questo per dire che cosa? Che bastava una scintilla che entrasse dentro l'abitacolo e io diventavo, ero un cerino, una torcia umana, boom, si accendeva. Tutte queste piccole cose in quel periodo sono accadute non soltanto a me ma anche ad altri. Mi sono perso degli alettoni posteriori, si sono spaccate delle sospensioni, con la Ferrari a Magnicura è esploso un disco dei freni in frenata nel lungo rettilineo che portava al tornantino, quindi ero a 330 all'ora. Qual era stata la fortuna lì? Che non c'era nessuna barriera e io sono riuscito praticamente senza frenare a fare tutto un giro su una pista di collegamento che mi ha riportato all'entrata dei box e sono entrato dentro nei box come se dovessi appunto fermarmi, ma sono riuscito a perdere velocità per quasi 700-800 metri. Se ci fosse stata soltanto una barriera di gomme o un muro non sarei qui a raccontarmi nulla. Quindi veramente dal punto di vista di quel periodo eravamo e siamo stati dei sopravvissuti perché abbiamo avuto tutte queste situazioni e il pilota più allora che adesso era cosciente del fatto che fare una scorrettezza poteva portare a dei danni veri. Oggi sfortunatamente anche per il percorso che fanno e mi riallaccio ai simulatori, quando sei sul simulatore o un gioco a casa, qualcuno magari lo fa anche, uno arriva, picchia, schiaccia un bottone, reset e si riparte. Non c'è la percezione. Questa è quello che in alcuni di questi ragazzi che corrono adesso in Formula 1 hanno percepito e hanno portato con loro in Formula 1. Cioè, se è un problema basta schiacciare il bottone e si riparte, ma non è così, perché quando sei a 310-320 km/h all'Eau Rouge, a Raidillon, a Spa-Francorchamps e se c'è un problema tecnico magari la curva dopo non la racconti perché non esci da quella curva. Comunque va detto che soccorre molto anche la sicurezza, l'evoluzione tecnologica in fatto di sicurezza che c'è stata per quanto riguarda le vetture, lei ce lo ricordava prima, ecco, le forme pionieristiche o di esposizione maggiore al rischio erano quelle di quegli anni. Noi abbiamo a mente alcuni incidenti dall'esito drammatico, chi non ricorda la testa che ciondolava del povero Ratzenberg nelle prove del Gran Premio di San Marino. Da allora si è ovviato inserendo l'ancoraggio, il collare ANS, che praticamente adesso vincola il casco del pilota allo schienale e quindi alle cinture di sicurezza e alla vettura. Poi per quanto riguarda le cellule cosiddette di sopravvivenza in carbonio che circondano il pilota, perché se pensiamo all'incidente drammatico di Gilles Villeneuve probabilmente non si salvava lo stesso, però uscire a 227 all'ora, vedere la macchina innanzitutto che per l'effetto deportante tende a volare, quindi a decollare, e poi vedere che questo seggiolino, come fosse stato un seggiolino eiettabile degli aerei, praticamente si è staccato completamente ed è finito contro il palo della staccionata. Ecco, per cui vedere oppure Clay Regazzoni che finisce contro le barriere e rimane da allora paraplegico. Per cui sia i circuiti, diciamo, sono stati ridisegnati, è finita l'epoca delle balle di paglia, per dire, quando si correva nei circuiti cittadini o poco più. Ecco, per cui adesso anche se ci sono
barriere, jersey o in cemento, comunque hanno una capacità di assorbire l'urto, di distribuirlo, e in più sono stati fatti passi da gigante per quanto riguarda anche la sicurezza strutturale delle macchine, per cui le ruote sono ancorate, per cui non c'è il rischio che la ruota finisca tra gli spettatori in pista o addirittura addosso un altro pilota. Ci sono stati dei passi da gigante sia per quanto riguarda i freni e per quanto evoluzione riguarda tecnica nel materiale. Io ho cominciato a correre con le macchine che avevano il telaio in alluminio rivettato, poi sono passato all'Honeycomb della Formula 3000 e poi sono arrivato al carbonio in Formula 1. Questi materiali hanno indotto per esempio la federazione, specialmente quando si è arrivati al carbonio, a introdurre anche nella Formula 1, come neanche nelle altre formule minori, il crash test, cosa che nelle macchine normali veniva fatto ormai da anni, però nelle formule non veniva considerato. Perché? Perché l'alluminio, tanto quanto il telaio in tubi degli anni precedenti, cioè degli anni 60, permetteva comunque nell'urto di assorbire l'energia, anche se magari si arrivava a produrre delle fratture alle gambe, però comunque riusciva ad assorbire l'energia. Man mano che si è arrivati ad irrigidire sempre di più il telaio per arrivare poi al carbonio, il carbonio è come il vetro, tiene, poi trovi il punto giusto dove lo picchi e si sbriciola. A quel punto allora la federazione ha appunto dato come obbligatorietà il crash test che le squadre devono superare con il muso anteriore. Hanno inserito poi anche delle barre laterali, e qui la Ferrari per esempio l'anno scorso ha fatto un disegno molto particolare della sua pancia laterale, che è stata forse la cosa più interessante da vedere, perché hanno inserito questa pancia stranissima, se ve la ricordate, molto molto alta, dove l'aria non entrava frontalmente ma entrava da sopra dentro nei radiatori, perché lì avevano comunque queste strutture che altrimenti sarebbero state affogate nella pancia, quindi l'avrebbero fatta allungare. Loro invece hanno arretrato tutto per cercare evidentemente uno sviluppo tecnico diverso, giusto per darvi un'analogia a quello che è stato fatto in questi anni. Quindi il telaio ha avuto un'evoluzione anche la struttura dell'impianto, sono state aumentate moltissimo le vie di fuga, in alcuni casi sono state inserite le vie di fuga in cemento o in un asfalto comunque piuttosto che la sabbia, e lì c'è la diciamo così, la contrapposizione tra chi dice meglio la sabbia perché il pilota quando esce deve sbagliare e quindi deve pagare il suo errore, però le squadre non vogliono perché dice se sbaglia però è sul cemento, rientra dentro e non si fanno danni sulla macchina, quindi a noi non costa, e ritorniamo al discorso dei soldi perché comunque sono un punto importante di tutto il ragionamento. Alcune piste hanno modificato molto, dicevamo prima a tavola invece che per esempio alcune piste sono quelle e vengono accettate e digerite così. Monte Carlo interessi superiori. è Monte Carlo, cioè non si può spostare una casa, la casa c'è, davanti ci si mette un guardrail o il casino è lì e ci passi intorno. Però si va a Baku, dove dicevamo prima, dove si passa in meno di 12 metri, che sarebbe il limite imposto dalla FIA per avere la sede stradale anche nei cittadini. Quindi la Formula 1 si piega molte volte a delle logiche che sono più legate al business o a quello che riesce a creare piuttosto che alla sicurezza. Arriviamo al 92 con il suo ingresso in Ferrari, con la chiamata dell'ingegner Lombardi, che allora era capo della gestione sportiva, ed era una novità anche per lei perché finora aveva sempre dovuto parlare inglese con le varie scuderie inglesi. Vero. Finalmente può parlare italiano, arriva a casa sua. In quell'anno viene assunto dalla scuderia di Maranello, che rappresentava allora, ma anche adesso, una tra le massime aspirazioni, ecco, per i piloti che potevano arrivarvi. Per cui era un approdo vero e proprio. E Ferrari, lo sappiamo tutti, è un nome magico che evoca successi all'ori, ma evoca anche impegno e laboriosità, ecco, che sono anche un po' le caratteristiche del nostro popolo friulano. Ecco. Certo. Magari se lei avrà voluto tornare con calma apprezzerà anche questo. Ho già aspetto. apprezzato il prosciutto stasera. Questo appartiene un po' al carattere, diciamo, nostro, e quello che ha consentito anche ai friulani, così adesso, di potersi affermare all'estero, ma potersi anche risollevare dopo le tragedie, poi il terremoto che c'è stato nel 76. E la Ferrari qui è molto presente anche in Friuli, tant'è che sono sorti diversi club,
dove vengono custodite come reliquie proprio dei frammenti, delle parti, dei trofei, ecco, che difficilmente possono uscire, ecco, da quel contesto lì, quindi vengono custodite gelosamente. Ecco, io le volevo raccontare qua due storie, ecco, che riguardano il Ferrari Club del Friuli, qua, soprattutto di quest'area collinare. Allora, deve sapere che nella vicina Maiano, che è stato uno dei comuni più danneggiati, più disastrati dal sisma, praticamente il Ferrari Club si era costituito, aveva avviato l'iter prima, però in pratica si era costituito il giorno esatto, il giorno prima che venisse la tragedia del terremoto, quindi il 5 maggio del 76. Allora, un anno dopo, praticamente la troupe, l'insieme dei tir che scendevano dal vicino circuito di Zalbeck-Spielberg in Austria, in Stiria, ecco, praticamente ha fatto tappa qua a Maiano, proprio ha fatto scendere le vetture, ha fatto una piccola festicciola, proprio in omaggio, diciamo, di questo club che era stato martoriato, che era nato praticamente in circostanze drammatiche. Poi c'è un altro episodio anche che riguarda sempre qua l'area, due imprenditori edili, fratelli da Fara, che erano tra l'altro anche gli stessi che gestivano questo Ferrari Club, si erano offerti di riparare la tomba del figlio di Enzo Ferrari, che era stata profanata e rovinata nel cimitero di Modena. E un gesto che ha toccato il cuore del cavaliere Enzo Ferrari, che ha voluto regalare la scocca della vettura di Gilles Villeneuve, che quindi campeggia in questo club Ferrari Nord-Est. Poi tra l'altro anche il fatto che ci siano parecchi tifosi, ecco, cultori e seguaci della Ferrari, ha fatto sì che sorgesse a fianco del Ferrari Nord-Est anche il club Gilles Villeneuve, dedicato proprio all'amato pilota. Ecco, per cui la Ferrari qui, se vogliamo, è di casa. Ecco, allora adesso lei ci parli del suo periodo in Ferrari, che tra l'altro, da quello che è dato leggere dai giornali dell'epoca, forse non è stato dei più felici, perché lei arriva alla Ferrari in un momento in cui la Ferrari forse è al minimo storico, la macchina non è affidabile, il clima forse non è dei migliori neanche all'interno della scuderia, c'è il compagno di squadra, mi sembra, ecco, con cui forse il feeling non è del tutto ottimale, ecco, per cui però comunque essere in Ferrari fa sì che il suo nome da allora in poi venga associato proprio alla Ferrari, per cui il binomio è Cappelli-Ferrari, ecco, per cui indipendentemente dai trascorsi ancora più blasonati eccetera, però questo è stato un momento che è rimasto nel cuore di tutti noi tifosi e ferraristi in particolare. La chiamata della Ferrari ovviamente è stata una cosa di molto particolare, anche perché io alla Ferrari avevo già fatto un passaggio e ve lo racconto perché anche questa è una cosa molto particolare che vi fa capire da cosa nasce la Ferrari, cioè perché la Ferrari nel mondo è diventata leggenda. Io nel 1984, anzi 83, vinco il campionato italiano. Nel 1984 sto correndo nell'europeo che abbiamo citato prima, che poi vinco a fine anno, e vengo insignito della medaglia Tazio Nuvolari da tutti i giornalisti italiani che all'epoca istituivano questo premio, che veniva consegnato a chi lo doveva ricevere a Maranello, al ristorante Il Cavallino, assieme al commendator Ferrari. Era un modo, un escamotage, diciamo così, da parte di questi giornalisti di riuscire a passare un pranzo con Ferrari, davano questo premio e poi lo martellavano di domande, anche perché erano quasi senza rispetto nei confronti del commendatore. Perché? Perché erano tutti giornalisti che venivano dall'esperienza del cammino che aveva fatto anche Ferrari, erano più o meno coetanei, c'era Francolini, Cevenini, Sabatini, tutti quelli che in quel periodo scrivevano su Rombo e sui vari giornali, gazzette, Autosprint, e quindi avevano una certa familiarità con Ferrari e si potevano permettere di arrivare a fare certe domande. Vi racconto questo perché? Perché io nel momento in cui sono lì in questo pranzo, ovviamente avevo i miei 21 anni, 22 anni, quindi ero lì tranquillo e stavo attento, e quando sentivo le domande anche abbastanza irriverenti nei confronti del commendatore, il commendatore con i suoi occhiali neri rispondeva come se, e chiudendo gli occhi, io sentivo come se lui
leggesse un libro e si sentiva in maniera marcata la virgola, il punto e virgola, l'esclamazione, la capo, cioè era veramente senza esitazione e rispondeva botta su botta a tutto quello che gli veniva detto. Quindi io ho un'infatuazione nei confronti del commendator Ferrari, perché vederlo così vicino a lui e vederlo in quella situazione mi si apre un mondo, perché io non ero mai stato così vicino al commendatore. Riusciamo ad avere quei 2 minuti dove siamo appartati e mi dice direttamente, mi fa: Cappelli, lei cosa fa in futuro? Cosa vuole fare? E faccio: ma guardi commendatore, io vorrei arrivare in Formula 1, ovviamente, sono arrivato fin qua, adesso la sto sognando, cioè sto credendo che posso fare questo percorso, però sai, i soldi mancano e a fine anno adesso devo vedere se rimango in Europa o vado in America, perché forse mi fanno correre in America, in Formula Atlantico, o la Formula Indy, devo capire quali sono le mie, anche perché io non sono una famiglia, non ho una famiglia dietro che mi può sostenere. E fa: è sicuro di andare in America? Gli faccio: ma guardi, sì, queste sono le mie possibilità. Dice: beh, se vuole andare in Formula 1 le dico che forse è meglio che lei rimanga in Europa, perché i team manager delle altre squadre vedono i piloti e sentono quello che accade in Europa. Se va troppo lontano magari viene perso. Come faccio: ma guardi, la ringrazio di questa sua indicazione, adesso cercherò in tutti i modi di rimanere in Europa. Ecco, faccio una bella cosa, comunque prima di prendere qualsiasi decisione mi faccio una telefonata. Va bene? Allora io torno a casa, lo dico a Cesare Gariboldi, che era il mio manager di allora, faccio: Cesare, guarda che mi ha detto questa roba qua. Quando arriverà il momento tu gli farai la telefonata. C'è una cosa di non poco, perché, scusi, interrompo, anche perché c'era una certa riluttanza, per quello che ne sappiamo, da parte del Cavaliere Ferrari ad ingaggiare piloti italiani. Sì, lui non anche complici le disgrazie purtroppo che erano avvenute, vuoi i Bandini, certo, vuoi Ascari, vuoi Castellotti, ecco, e diciamo alla luce di queste disgrazie che avevano portato dramma su dramma, ecco, forse il Cavaliere pensava di dover rispondere maggiormente, quindi sì, la cosa era ancora più struggente, ecco, quando moriva in macchina un pilota italiano. Detto questo, passano circa 6 mesi, perché era successo ad aprile, diciamo fine anno. Io sto cercando di creare i presupposti comunque per stare in Europa, perché volevo correre in Formula 3000 e poi dopo così è accaduto, ipotecando la casa, non certo trovando gli sponsor come dicevamo prima. E Cesare Gariboldi mi dice: chiama Ferrari. E faccio: ma figurati se adesso devo chiamare Ferrari per dirgli che corro in Formula 3000. Ti ha detto di chiamarlo? Chiama Ferrari. Dico, io cercavo tutti i sistemi per non chiamarlo, perché ero già agitato soltanto a fare il numero e non sapevo neanche cosa dirgli, a dire la verità. E ho detto: no, tu chiamalo. A quel punto mi convince, io prendo il telefono, chiamo la segreteria di Ferrari, dove c'era la signora Brenda, che era una signora inglese, che parlava un italiano molto pittoresco perché aveva l'accento tipico inglese, e quando le dico: buongiorno, guardi, sono Ivan Cappelli, mi ha detto il commendatore di chiamarla. Sì, signor Cappelli, adesso le passo il commendatore. Ed evidentemente c'era una lista di persone che erano segnate, che avevano accesso direttamente al commendatore senza altri filtri. Io già rimango lì, avevo il cuore che pompava, che non era neanche a un Gran Premio di Formula 1 mai pompato così il cuore. E a quel punto mi risponde Ferrari e mi dice: buongiorno Cappelli, allora ha deciso cosa fa? Questo a distanza di 6 mesi. E faccio: guardi commendatore, io fortunatamente ho trovato il presupposto per correre in Europa e correre la Formula 3000 con Cesare Gariboldi, la mia piccola squadra, troviamo e continuiamo così. Mi fa: guardi, mi fa piacere che abbia mantenuto la parola nei miei confronti e mi abbia chiamato, le faccio i miei migliori auguri, perché lei sta facendo la cosa giusta, perché lei rimanendo in Europa si crea la possibilità di farsi notare, e in virtù di questo io guarderò molto attentamente i suoi risultati e gli faccio ancora una volta i miei migliori auguri e la ringrazio della telefonata. E mette giù il telefono. Questo è stato il commendator Ferrari, come l'ho incontrato io. Poi purtroppo sono arrivato in Ferrari quando lui era già mancato, perché manca nell'88. E quindi, detto questo, quando sono arrivato nel 92 con un percorso un po' rocambolesco, perché io avevo già firmato il contratto per la Scuderia Italia, ma siccome Jean Alesi non amava Pierluigi Martini, perché avevano già litigato in pista in altre situazioni, non pone il veto e dice: Martini non lo voglio,
devono trovare un'alternativa, tra gli italiani pescano me, ma io avevo già un contratto. Allora Lombardi quando mi chiama mi dice: guardi, abbiamo trovato la soluzione, lei viene da noi, alla Scuderia Italia diamo uno sconto sui motori, troveremo il sistema per cui la svincoliamo. Però io ovviamente, che avevo già fatto il sedile sulla Scuderia Italia, avevo già visto la macchina, non sapevo niente della Ferrari, non avevo il polso di cosa stessero facendo, per cui ho preso, diciamo così, la Ferrari al buio. Ho detto: va bene, se la Ferrari è la Ferrari che conosco io dell'anno scorso, è una Ferrari che comunque parte, se non parte in prima fila, parte in seconda fila, quindi Mi fido, ce la giochiamo. Sì. Vado in Ferrari e in realtà l'F92A, che è la macchina con la quale poi abbiamo corso io e Jean, era una macchina dove non ci si poteva attaccare a nulla perché l'aerodinamica era sbagliata, il motore si rompeva, il cambio, la macchina nasceva con il cambio trasversale, perché era un progetto fatto così. In realtà all'interno della Ferrari c'erano soltanto 2 cambi che funzionavano, quindi li davano a Jean Alesi. Io avevo la macchina con il cambio longitudinale, quindi quello per il lungo, con una carrozzeria completamente diversa, quindi erano 2 macchine diverse, e se uno lo dice adesso non ci si crede, perché ovviamente uno dice: a Ferrari figurati cosa potesse avere in quel periodo. Invece è stato un momento forse più buio, come si è detto prima, della squadra di Maranello, e quindi alla fine io non sono riuscito a fare i risultati che volevo, e da un sogno che è diventato realtà. Ricordatevi che io partivo da quel giorno in cui ho visto il cavallino rampante dentro la Ferrari, che avevo 12 anni, mi ci ritrovo nello stesso box dentro la mia Ferrari con il mio nome. Potete capire che sogno poteva essere, e da lì è diventato invece un incubo, perché la macchina non andava, perché la stampa italiana ha cominciato a darci addosso, perché si è detto qualsiasi cosa sul mio conto pur di discreditarmi. Addirittura a Monte Carlo uscì poco prima della gara, cioè il giorno prima della gara, uscì una pagina intera della Gazzetta dello Sport dicendo che io soffrivo di anemia mediterranea e quindi ero, tra virgolette, malato e quindi non potevo guidare una Ferrari. Quindi è successa qualsiasi cosa, al punto tale che non vi nascondo che io ho passato anche dei momenti in cui non dormendo la notte per il nervoso mi grattavo e mi dovevo legare le mani perché sennò mi bucavo la pelle, cioè, per dire, questo era il livello di tensione che si viveva in quei momenti. Do contro la Ferrari? No, perché comunque è stato un percorso che è stato fatto, purtroppo non abbiamo avuto fortuna e alla fine anno, tra virgolette, sono stato letteralmente cacciato via, perché poi bisognava trovare un capo espiatorio ed è stato trovato il sottoscritto. Non ne faccio una colpa alla Ferrari, no, perché è una sfida continua la Formula 1, ogni anno c'è una macchina nuova, ogni anno si riparte da zero praticamente, perché alla fine il progetto nuovo uno presuppone che si possa fare bene o si possa fare meglio, però non necessariamente accade. Nel recente passato Fernando Alonso è stato 5 anni in Ferrari, ha raccolto poco da uno che probabilmente, se avesse guidato un'altra macchina, avrebbe 2 o 3 mondiali in tasca in più, quindi può recriminare ancora di più rispetto al sottoscritto. Devo essere felice. Lì non c'era l'allineamento dei pianeti. No, purtroppo non c'è stato. Devo essere riconoscente alla Ferrari? Sì, mi sento di dire di sì, perché comunque ancora oggi, e voi ne siete una testimonianza, se Ivan Capelli ancora viene seguito, viene, perché no, interpellato dalla RAI poi negli ultimi 20 anni per fare telecronache, perché ho fatto parte di quel mondo. Perché ho capito bene una cosa molto distinta quando sono stato in Ferrari: essere uno dei 20 piloti di Formula 1 è già un onore, un bel risultato, però si è uno dei 20. Quando si è un pilota della Ferrari, si è il pilota della Ferrari per la vita. Questa è la differenza, e quindi io sì, sono riconoscente alla Ferrari, anche se in realtà la Ferrari non mi ha dato, o non abbiamo trovato, non è stato un matrimonio felice, ecco. Però da telecronista si entusiasma, si infiamma ancora
quando una Ma- Ferrari Ma perché fa parte, ritorno, è dell'appartenenza No, al sì. genio italico, non al voglio, territorio. non voglio fare l'uomo perfetto, perché l'uomo perfetto non esiste, anche io ho i miei difetti. Però anche qui vi racconto un passaggio di quando sono andato in Rai. Io finisco nel 93 con la Jordan, che mi chiede $1 milione che io dovevo portare alla squadra dopo 93 Gran Premi nel 93, e io dico a Jordan: se devo ancora pagare per correre vado a casa, cioè cosa mi stai dicendo? Quindi per la mia formazione mentale dico: no, guarda, io i soldi non te li do, grazie, arrivederci, e me ne vado via. Vado in Germania e corro 3 anni in Germania con la Nissan, anche lì un'avventura poco fortunata, perché correvamo contro l'Audi, BMW, che erano molto ben più strutturate di noi. Motorizzata magari Alfa Romeo, si scherzava sull'Arna prima. Detto questo, la Nissan stessa poi dopo 3 anni mi dice: tu che passaporto hai? Dico: ma io ho un passaporto italiano, lo sapete, corro per voi da 3 anni. Benissimo, dall'anno prossimo vogliamo soltanto piloti tedeschi, grazie, arrivederci. E mi lasciano senza macchina. Io a fine 95 non ho praticamente lavoro, sono a piedi, non trovo una macchina, non trovo niente che mi dia la possibilità comunque di guadagnare dei soldi, perché alla fine bisognava andare avanti. A quel punto vengo coinvolto da Mediaset, anzi non da Mediaset, da Oscar Orefice, che era un giornalista che lavorava a Mediaset, e mi dice: hai voglia di fare il commentatore televisivo? Io: guarda, io non l'ho mai fatto. Che poi ha preso il posto di René Arnoux, se non sbaglio. Bravissimo. E mi dice: vieni, facciamo un provino. Vado a fare un provino presso i loro studi, dopo 20 minuti arriva una telefonata: il contratto è pronto, vieni tu su che lo firmiamo. L'anno successivo mi chiama la Rai, che evidentemente era un palcoscenico ben diverso. A quel punto io faccio presente a Telepiù che c'era questa opportunità, e quindi anche da parte loro potevano capire il mio desiderio di andare sulla rete nazionale. Ci lasciamo ovviamente in ottimi rapporti, perché io in trasparenza gli racconto questa mia volontà. Vado alla Rai, o comincio a parlare con la Rai, e però la Rai mi dice: ho un incontro con un dirigente molto vicino alla Ferrari, che però lavorava in RCS, e io arrivo nel suo ufficio, e quindi abbiamo questo meeting, e mi dice: Cappelli, lei che cosa ne pensa della Ferrari? Dico: perché, scusi, qual è il problema? No, perché sa, non vorremmo che magari lei durante le telecronache potesse dire o potesse raccontare fatti passati. Faccio: scusi, lei ha mai sentito le mie telecronache a Telepiù? Ho mai detto qualche cosa contro la Ferrari? Quindi rivalse, vendette, torniamo per aspetto dei regolamenti di conto. Io sono assolutamente trasparente, e faccio il mio lavoro e lo faccio bene. Se vuole ascolta le telecronache di Telepiù e mi chiama, se no io torno a Telepiù, non c'è nessun problema. Evidentemente si sono resi conto che non avevo nessuna voglia di rivalsa, anche perché non era quello il luogo, il momento o lo strumento per avere quel tipo di soddisfazione, e sono andato a lavorare con la Rai. Ho fatto il mio percorso. In questi anni sono stato un tifoso, tra virgolette, diciamo così, mascherato, nel senso che non sono mai stato troppo, non è stato palesato in maniera troppo evidente, e ho in maniera invece equilibrata, secondo me, fatto questo tipo di lavoro nei confronti della Ferrari, della Red Bull o della Mercedes, delle altre squadre che hanno vinto in questi mondiali. Quindi una volta di più, anche nei confronti della Rai, è stata la massima trasparenza che mi ha portato poi ad avere un percorso così lungo di 20 anni. Allora approfitto dell'esperienza che lei ha acquisito come pilota, dell'esperienza che ha acquisito vedendo l'elicottero di Crude nei panni del telecronista, e le chiedo un pronostico per il prossimo campionato. La Ferrari ce la può fare o meno? Quindi pronostico obiettivo, ma anche, se vogliamo, emotivo, di adesione. Allora, nelle corse la cosa più difficile, come nella vita, poi alla fine in tante altre cose, riuscire a accorciare il gap nei confronti degli altri, magari di un secondo, è facile, perché si trova l'intuizione, si trova il progetto magari fatto bene, come l'anno scorso del resto della Ferrari. Gli ultimi 2 decimi sono quelli che costano, non soltanto dal punto di vista economico, ma la fatica è enorme. La Ferrari l'anno scorso è riuscita a creare il presupposto di accorciare questo secondo e 2, questo secondo e 3 che aveva. Gli
gli mancano quei 2 decimi nei confronti della Mercedes. Il problema di quest'anno è che non ci sarà soltanto la Mercedes e la Ferrari, ma dal mio punto di vista ci sarà anche la Red Bull, ci sarà anche la McLaren Renault, che non è più McLaren Honda, che sapevamo che aveva i suoi problemi, quindi torna in gioco anche Fernando Alonso, che è un pilota assolutamente da corsa, cioè lui quando abbassa la visiera diventa un animale che riesce a esprimere il meglio della sua vettura, quindi sarà un campionato secondo me molto più aperto, dove comunque le 2 squadre principali a combattere saranno sempre la Mercedes e Ferrari, ma ci saranno, diciamo così, prestazioni degli altri che andranno a complicare un po' la vita di queste L'Alfa due Romeo è squadre. solo un'operazione commerciale oppure ha delle chance? L'Alfa Romeo è soltanto una questione commerciale molto politica, perché Marchionne si è posto nella condizione di far sì che sia la Sauber a dire di no a delle scelte politiche, non essendo lui in prima persona come Ferrari, e quindi, diciamo così, rimanendo assolutamente integro e pulito nei confronti degli altri. Il motore sarà Ferrari, con il cambio Ferrari, sospensione Ferrari, quindi dire Alfa Romeo Sauber non c'è niente di Alfa Romeo se non un bel marchio con sul biscione che magari a molti di noi fa emozionare, ma non ci sarà altro. Quindi punta a rilanciare dal punto di vista commerciale un marchio e renderlo più appetibile in determinati mercati. Sostanzialmente sì, magari in futuro sicuramente magari ci sarà un travaso di uomini da Maranello piuttosto che dall'Alfa che andranno in Sauber per cercare di rafforzare la parte tecnica, però da un punto di vista di propulsore, power unit, così alla fine rimarrà Ferrari, anche perché oggi investono milioni di euro per modificare in realtà un motore che già dalla federazione internazionale viene indicato come costruzione di base, perché l'angolo del V del motore lo dà la federazione, i cilindri li dà la federazione, è monoturbo, deve avere l'ibrido, cioè non è che si possono inventare di fare altro, quindi lavorano veramente sui dettagli che però, come dicevo prima, costano magari 3 volte di più nell'inventarsi un motore 8 cilindri piuttosto che 4. Io quando sono arrivato in Formula 1 ho corso con il 6 cilindri Renault, ho provato il 4 cilindri BMW sempre turbo, poi ho provato il Cosworth, ho provato il Judd 8 cilindri, il Judd 10 cilindri, il Ferrari 12 cilindri, c'era l'Honda 10 cilindri 12, addirittura avevano fatto il motore stellare che andava su una macchina poco felice che aveva guidato Giacomelli in alcune prove. C'era tanta fantasia come ingegnerizzazione, come progetto. Oggi la Formula 1, proprio per i regolamenti, ha ucciso questa fantasia, tanto quanto mi viene da dire, molte volte mi viene fatta questa domanda, vale a dire, vale più l'uomo o vale più la macchina? Ripartiamo da lì. Vale sempre l'uomo, perché poi alla fine, come negli anni 60, 70, 80 o l'altro ieri, è sempre l'uomo che gira il volante a destra, a sinistra, quindi è lui che decide cosa fare. Però fino agli anni 90 le macchine avevano questa fantasia tecnologica e Ayrton Senna, che guidava la stessa macchina di Prost a Monte Carlo, poteva dargli 1,5 secondi in qualifica, e lo si vedeva perché frenava 10 metri ad ogni curva in ritardo rispetto ad Alain, o apriva il turbo in curva dove quell'altro non riusciva a farlo, e quindi era visibile il 1,5 secondi ed era apprezzato da tutti. Oggi abbiamo 2 vetture, Lewis Hamilton e Bottas, che viaggiano sulla pista di Spa-Francorchamps, che abbiamo detto prima che è l'università della guida, 7 km, arrivano a 50 millesimi di secondo di differenza, e io dico, dove li vedo 50 millesimi di secondo di differenza in 7 km? Non li vedrò mai, perché se fanno 1 millesimo a curva è praticamente identica, e quindi non appassiona più per quello, perché i piloti frenano tutti allo stesso punto, accelerano allo stesso punto, e la vera capacità di Lewis Hamilton di fare la differenza è impercettibile, mentre nelle moto rimane la fisicità, e quindi uno vede il pilota che si muove, vede Marquez che mette giù il ginocchio, il gomito, il casco, ancora ci appoggia anche il naso, e dice che cosa deve fare questo qua per andare più forte.
nei confronti degli altri, cioè si vede. Cioè lì si vede che prevale l'agonismo. Che prevale proprio il gesto tecnico. Lui Hamilton lo fa, ma viene nascosto da tutta quella che è l'elettronica, da tutta quella che è la gestione della vettura, dove peraltro, sempre rifacendomi a qualcosa che vi ho detto prima, si dice i piloti vengono comandati dai box. Sì, perché per buona parte l'elettronica, tra telemetria o altro, si accorge se c'è l'usura delle pastiglie dei freni, se le gomme Certo. si surriscaldano, mentre una volta ci doveva essere quella sensibilità di fondo, per cui lei giustamente diceva uno doveva essere, oltre che bravo, anche affidabile. Uno doveva dare risposte nel senso di saper gestire la macchina, certo, e saperla uno doveva vedere la gomma, fino alla fine, diciamo. la gomma, capire se la gomma cambiava colore, aveva una striscia in più, aveva un'anomalia davanti, dietro, cercando il cambio, capire se le marce entravano sempre nel modo giusto o sbagliato, e quindi gestire la macchina. Oggi hanno sul volante 40 pulsanti, hanno un computer, il volante costa mediamente dai 70 ai 100.000 euro, un volante di Formula 1, perché è il cuore e il cervello della macchina. Lì ci sono 40 pulsanti dove tutti i piloti continuano a gestire la ricarica, la ripartizione della frenata, il differenziale, il motore stesso, la ricarica della batteria, vedono, scrollando le pagine, vedono le temperature, come si diceva, della gomma, e quindi gli viene ricordato magari via radio: guarda che stai scaldando troppo la posteriore sinistra, allora questo va a guardare e vede le temperature. Cioè è un modo diverso di correre. Uno viene un po' anche teleguidato, telecomandato, e questo porta anche a commettere degli errori, perché ci sono state delle strategie anche per cui uno viene richiamato poi per il cambio gomme o per altro, e qualche volta magari a scapito anche della prestazione che tutto sommato con un po' di azzardo poteva anche arrivare fino alla fine. Noi avevamo una Formula 1 dove si partiva e si arrivava, quindi nel mezzo era una battaglia uomo contro uomo nel gestire macchina e strategia di gara, perché io magari partivo, e c'è anche questo aspetto da considerare. Noi avevamo le gomme da qualifica, magari una squadra faceva la macchina per la qualifica e riusciva a qualificarsi davanti, un altro pilota invece lavorava più sulla gara e faceva una macchina che poteva sopportare all'inizio 220 litri di carburante, e quindi pagava un po' a inizio gara, però poi a fine gara c'erano le rimonte, perché uno aveva una macchina molto più veloce. Oggi invece con il carburante che è diminuito, con il pit stop che devono cambiare le gomme, non c'è più questa usura che crea il presupposto. Non a caso la Formula 1 ha chiesto alla Pirelli: fate delle gomme che dopo 10 giri si consumano, ma la Pirelli stessa dice: ma perché io devo fare una pubblicità negativa a me stessa e farti di una gomma che dopo 10 giri la butti e mi fai vedere che quella gomma lì appunto non è resistente? Magari l'utente di casa dice, per associazione dice: beh, non resistono queste gomme, vuol dire che la Pirelli fa delle gomme che non vanno, non funzionano e non le compra. Anche perché una volta c'erano delle aspettative in ordine alle corse, per cui dovevano quantomeno venire delle indicazioni per migliorare a livello industriale un prodotto poi applicato su larga scala nell'uso corrente delle macchine di serie. Certo. Quindi tornando al pilota, con i 40 pulsanti, quando l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, hanno detto ai piloti non bisogna più dare nessuna indicazione per come gestire il volante, loro stessi sono andati in pallone, perché non si ricordano tutte le procedure. Un aneddoto per farvi capire quanto è complicato un volante: quando un pilota passa da una scuderia all'altra, in alcuni casi si porta dietro il volante, ed è successo per esempio per Jan Trulli quando dalla Toyota è andato anzi viceversa, quando dalla Renault è andato alla Toyota, lui è arrivato in Toyota con sotto braccio il volante della Renault e ha detto: lo voglio uguale, fatelo così, perché io il vostro non lo voglio neanche guardare perché sennò mi vado in confusione, lo voglio così. E gli hanno rifatto il volante uguale perché ormai lui aveva le procedure dentro nella testa. Dai box mi stanno facendo segnale il mio direttore sportivo che stiamo esaurendo il tempo, no? Ecco, le faccio un'ultimissima domanda. Un giovane o anche uno che volesse avvicinarsi agli sport motoristici adesso, che chance, che opportunità? Io ricordo ai miei tempi c'erano delle macchine modeste che però avevano un minimo di assetto. Io avevo un Simca Rally2, ci sono stati i trofei di quella macchina, poi sono arrivate le Renault 5 piuttosto che le Peugeot 106, 205, c'erano le Alfa Sud con cui si disputavano i trofei, le Fiat 500.
Ecco, quindi tralasciando i trofei Maserati o Ferrari che sono fuori dalla portata di più, ecco, diciamo un giovane squattrinato senza questa borsa di soldi da portarsi in dote o di sponsor, ha delle possibilità a livello nazionale in qualche modo di praticare quantomeno lo sport per poi mettersi in luce? Allora, dal punto di vista del professionismo, diciamo così, io sono partito a 14 anni e sono arrivato in Formula 1 in pianta stabile a 24, quindi ci sono stati 10 anni di percorso. Oggi partono a 6-8 anni nelle categorie dei go-kart e arrivano a 18, quindi i 10 anni nel professionismo ci vogliono sempre. Chi invece si vuole, non dico divertire, ma magari in parte anche più tardi si avvicina al mondo dell'automobile a 18, 19, 20, quindi non ha l'aspirazione di arrivare in Formula 1, ci sono dei monomarca che magari sono più vicini al concetto delle midget, per esempio, che è una categoria interessante perché sono un telaio a tubi con una carrozzeria assolutamente banale che può essere scelta con le vetture più importanti americane, Toyota, Corolla, quelle cose lì, che però motore di moto, da moto, 1000 cc, col cambio sequenziale 6 marce, sono gare che costano veramente poco perché il costo a chilometro è irrisorio, con 1000-1500 euro uno corre, fa la trasferta, si diverte ed è in mezzo a un gruppo di 50 macchine. Sì, sì, poco più del go-kart, insomma. Magari non vince, però sicuramente impara tanti piccoli trucchi o comunque situazioni e realtà che può utilizzare poi nella strada normale per riuscire ad essere più sicuro e più padrone del proprio mezzo. Poi c'è il superturismo, quando magari si sale di categoria, ci sono le Peugeot, quel campionato TCR, piuttosto che altre categorie sempre monomarca, che danno la facoltà di divertirsi. L'estrema razza invece è una macchina Ferrari, Lamborghini per fare, ovviamente ad alti livelli, quello che intendevo, una gara di GT, quella costa per due piloti da 30 a 40 mila euro. Di solito sono gare che si fanno in due, si dividono i costi, quindi 20 a testa, per fare un weekend di gare che comprende le prove libere del venerdì, le qualifiche con gomme nuove, benzina, meccanici, è molto più strutturato. Oggi manca sicuramente la categoria dove si arriva con il carrello e con la macchina dietro da tirar giù, mettere benzina, accenderla e divertirsi. Negli anni 60 la Formula Italia aveva questo senso. Motori Alfa Sud, poi più tardi. Oggi c'è tanto frazionamento, c'è tante categorie che fanno tanta confusione. Però un giovane trova il sistema per riuscire magari soltanto appunto a divertirsi, e se si allineano i pianeti anche lì, magari ve lo chiedono domani i ragazzi delle scuole superiori, perché mi sa che tra quelli ci sia anche la stella di un pilota magari che emerge. Sicuramente uno sport difficile l'automobilismo, perché ci sono tanti presupposti che sono legati alle economie. Non è certo il calcio, come dicevo prima all'inizio, che uno arriva, ha due scarpette, fa vedere che ha delle capacità e del talento ed emerge immediatamente. Però oggi ci sono ancora piloti che sono arrivati in Formula 1 e non hanno portato delle doti economiche importanti. Gasly è uno di questi che adesso corre con la Red Bull, o fa il terzo pilota della Red Bull, anzi corre con la Toro Rosso. Cioè ci sono queste storie, sempre di meno, perché poi la realtà nasce dal fatto che quando una Williams, io prima facevo riferimento alla Leyton House che avevamo 190 persone nel 91, oggi una squadra di Formula 1 minimo a 600 persone come staff, progettisti che progettano, che costruiscono e che poi fanno correre le vetture in pista. E capite bene che alla mattina accendere la luce e tirare sulla Claire e sapere che ci sono 600 persone da pagare, quindi se arrivano come Stroll a Williams che si porta i soldi, che porta 35 milioni di dollari, gli mettono giù il tappeto rosso e corre. Va bene, allora io le faccio un'ultima domanda adesso, che però esula dall'aspetto motoristico, riguarda il suo impegno nel sociale di cui parlavamo all'inizio, sì. Quindi Nazionale Piloti, vicinanza ad alcune associazioni, l'attività di compagni di viaggio a favore dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù, per cui mi sembra mettevate a disposizione o quindi offrivate all'asta qualcosa che proveniva dalla Formula 1, che era appartenuto a piloti. Ecco, e fino all'ultima esperienza, che è quella accanto alla federazione che raggruppa tutte le federazioni provinciali locali degli emofilici e trombofilitici. Ecco, qua parlando di sociale, a San Daniele sappia, ed è un patrimonio di cui penso tutta la comunità possa vantarsi, abbiamo oltre un centinaio di associazioni, molte di queste sono proprio impegnate nel settore sociale, quindi si prodigano in favore degli anziani, bambini, anche per favorire l'accesso allo sport, alle diverse discipline. C'è una sezione importante dei donatori di sangue, ci sono altre associazioni, qui spendo anche, faccio uno spot, una parola in favore di un'associazione motoristica che si chiama Due Pistoni, che organizza ogni anno una festa di solidarietà e ogni anno raccimola somme importanti, parliamo di migliaia di euro che vengono girati sistematicamente alla realtà del centro di riferimento oncologico di Aviano, che è un'eccellenza, all'Hospice vicino via di Natale, e anche proprio alla stessa associazione degli emofilici e dei trombofilitici. Ecco, per cui anche lì è scaturito il contatto tramite il referente locale, che è anche un nostro associato, Gianni, ecco, e quindi è stato possibile portare qua cappelli a San Daniele. Magari speriamo che ritorni, forse anche in occasione di quella festa solidaristica, non solo il suo calendario, i primi di agosto. No? Ecco, allora ci parli di questo suo rapporto stretto con la Fedemo e anche di questa sua innovazione che lei ha varato, per cui io prima dicevo all'inizio che è una sorta di supporto tecnologico, se ho ben capito, un bracciale che si indossa, quindi vale per i piloti, ma vale soprattutto per i pazienti che potrebbero aver bisogno di una diagnosi immediata o di un accesso immediato ai propri dati clinici. Io ricordo che quando andavamo in moto, avevamo sulla tuta in pelle il gruppo sanguigno, no? Per dire, quella era preistoria. Adesso, potendo disporre di un dispositivo che immediatamente diagnostica oppure consente di intervenire tempestivamente, penso sia un gran vantaggio. Anche noi per tanti anni abbiamo avuto obbligatoriamente sulla tuta il gruppo sanguigno piuttosto che sulla macchina come riferimento, anche se poi ovviamente nella concitazione dell'emergenza non veniva considerato. Detto questo, il mio percorso nasce da una mia esperienza personale diretta, in virtù del fatto che finisco di correre in Formula 1, corro nelle vetture GT qualche anno fa e purtroppo, o meglio, faccio un antefatto, il sabato il medico che faceva servizio in pista, e ovviamente mi conosceva perché ci vediamo da quando io ero ragazzino, avevo i pantaloni corti a Monza, mi racconta tutta la mia storia sportiva, né più nemmeno come abbiamo fatto adesso, ricordandosi Monte Carlo, la Formula 1, la Tyrrell e quant'altro. E io anche lì in quel momento ho provato un pizzico di orgoglio, perché comunque una persona che si ricordava del mio percorso. La domenica ho un incidente abbastanza serio, quindi sono un po' frastornato, al di là del fatto che negli incidenti per i piloti ogni volta viene subito collegato un pallottoliere per sapere quanti danni si è fatto alla macchina, e quindi si pensa più che altro a quello, non tanto ai danni personali e fisici che si hanno. Detto questo, vengo portato al centro medico e il medico mi guarda e mi dice, una volta che mi ha fatto il check-up, mi guarda e mi dice: ti devo dare questa medicina, sei allergico? Io lì per lì non ci do conto, dico guarda, fai quello che vuoi, non so, dammela, perché io pensavo, come dicevo prima, ai soldi che dovevo investire per rimettere a posto la macchina. Qualche giorno dopo mi rendo conto di questa distonia. Il mondo della Formula 1, il mondo della GT, cioè tutta questa tecnologia che porta a sicurezza attiva e passiva, macchina, pista, il pilota, l'ANS, ma poi l'uomo è lasciato da solo. Ma anche adesso uno entra in un'officina, c'è immediatamente la diagnostica con la scheda elettronica, forse a livello nostro, fisico non c'è. Allora io ho creato un software che banalmente raccoglie tutte le informazioni mediche, quindi è di fatto un fascicolo sanitario elettronico. Questo bracciale, che è ovviamente utilizzabile da un pilota, quindi è ignifugo, anallergico per quanto riguarda evidentemente la costituzione del materiale con cui è fatto, ha una chiavetta USB banalissima, dove però la chiavetta viene abbinata alla persona con un codice univoco, quindi non ce ne possono essere due uguali. Uno scambio di perfetto. E qui c'è una prima anamnesi della persona
con tutte le informazioni di emergenza. Questo perché nel concetto dello sport, se il pilota dovesse essere incosciente all'interno dell'abitacolo, addirittura sull'incidente, equipaggiato con un telefono con dentro la nostra applicazione che si chiama SAMEDA, Safety Medical Database, il medico può attaccarsi direttamente lì a fianco al pilota e leggere la condizione medica. Perché? Perché nell'estricazione di un pilota, se io ho in passato, come mi è accaduto, le 2 clavicole rotte, il piede sinistro rotto, il ginocchio destro rotto e sono in una posizione anomala e il medico lo vede, se mi deve tirar fuori, evidentemente se vede che la gamba è già in una posizione anomala e si rende conto che avevo già avuto un incidente, usa certe cautele. cerca di portare meno danni possibili a quella condizione. Detto questo, va da sé che per un percorso singolare, che come succede tante volte nasce dalle opportunità che si vengono ad affrontare, ho incontrato un rappresentante della Fedemo anni fa a Roma, ci siamo parlati, questo strumento è piaciuto per quello che è la sua logica e quindi per creare l'opportunità a chi nel complesso ha una patologia un po' particolare e quindi vuole arrivare davanti a un medico anche in emergenza, anche magari quando è in viaggio e non è proprio nel proprio territorio dove sa dove andare, ma poter dire: guarda, leggi, metti dentro un computer, io sono questa persona, da lì partiamo per aiutarmi. Questo è stato appunto un percorso che abbiamo fatto sia nello sport sia con la Fedemo, stiamo andando avanti, i risultati ovviamente non si può con uno schiocco di vita riuscire ad implementare un progetto così ampio, però è già un percorso che va a sensibilizzare tutti quelli che sono coinvolti, l'utente, il medico, la società stessa